Aumentano i casi positivi nel Vicentino al Covid-19, mentre si continua a fare tamponi tra i positivi risulta anche il primo caso di un agente penitenziario. Si tratta di un 28enne di origini campane in servizio alla casa circondariale di Vicenza ed ora in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai sanitari, era rientrato dalla licenza quando ha accusato sintomi influenzali. All'aggravarsi della situazione ha fatto il tampone. Fortunatamente il 28enne, a quanto pare, non era già rientrato in servizio. Sottoposto a tampone anche il suo compagno di stanza, l'agente infatti divideva un alloggio con un altro agente sempre nella zona del carcere. La situazione sarebbe sotto controllo, ma è inevitabile la preoccupazione dei sindacati dopo questo primo caso. Il coronavirus è un problema se entra nelle carceri, perché si propaga in modo più veloce, perché 2 detenuti su 3 sono malati, perché abbiamo detenuti anziani, perché in caso di emergenza non solo sanitaria ma anche per quanto riguarda la sicurezza, l'ordine pubblico negli istituti, sarebbe veramente di difficile gestione. Il caso di questo collega ci apre nuovamente il dibattito sul tema che noi abbiamo sollevato in precedenza. Tutti i colleghi di tutte le carceri italiane devono essere controllati prima di entrare all'interno degli istituti. Se il coronavirus entra nelle carceri sarà una catastrofe.